utilizziamo tutti i prodotti waterproof di Make Up Forever, partendo dalla base fino al make up degli occhi. Allora, partiamo con la base make up, è un primer trasparente, aumenta la tenuta del fondotinta e rende la pelle più compatta. Stendiamo il primer in modo uniforme su tutto il viso, specialmente in questa zona dove notiamo di più i pori dilatati. Il primer ci aiuterà anche a garantire l'effetto matte del trucco di 3 giorni. Dopo il primer utilizziamo un fondotinta waterproof, si chiama Face and Body, è un fondotinta a base acqua, quindi è un gel, anche la texture è molto adatta all'estate perché non si sente sul viso. Andiamo col pannello partendo dal centro del viso verso l'esterno. Se vogliamo maggiore coprenza, basta semplicemente sovrapporre gli strati, perché essendo un gel non crea spessore, non stratifica, ma diventa sempre più coprente mano a mano che viene lavorato con il pennello, anche picchiettando in questo modo. Che piccola imperfezione possiamo usare anche il full cover, che è un correttore waterproof antisfregamento. Tanto che mi metti il correttore, ci spieghi come si sceglie il colore del correttore? Allora, Lo devo prendere che deve essere uguale al mio colore di pelle, più chiaro? sì, allora se è un correttore semplice sì, si sceglie più o meno sempre in base al colore di pelle. Anche se ci sono dei casi in cui si può scegliere mezzo tono più chiaro o mezzo tono più scuro, in caso di macchie scure o vitiligo macchie chiare. Per quanto riguarda il correttore delle occhiaie la scelta invece è un pochino più difficile, nel senso che più l'occhiaia è scura più dobbiamo scegliere un correttore che si avvicini all'aranciato. Usiamo l'HD Concealer nella zona del contorno occhi, quindi per correggere le occhiaie, perché in questa zona è meglio evitare un prodotto waterproof, perché i prodotti waterproof asciugando tolgono idratazione alla pelle, quindi tendono sempre a seccare un pochino. Nella zona del contorno occhi è meglio mantenerla idratata. Applichiamo sempre picchettando perché è il modo più corretto per sfumare e per non agire. Usiamo maggiormente il correttore sulla pagina. Utilizziamo un blush in crema della linea HD, ok,
perché venendo poi fissato dalla polvere ha una tenuta maggiore rispetto a un fard di polvere che sudando può tendere a dobbiamo utilizzare sempre pochissimo prodotto perché è molto pigmentato, quindi sporchiamo solo la parte superficiale del pennello e con movimenti circolari lo applichiamo nella zona dello zigomo. Quindi iniziamo da fondo, no? Sì, sempre dall'esterno verso l'interno, non superiamo mai la parte centrale dell'occhio. Sembra troppo intenso, possiamo riprendere il pennello del fondo e andare a sfumare le zone di confine picchiettanti in questo modo. Infine, come ultimo step per la base è la polvere HD. La polvere HD è una cifra 100% minerale, è silica pura e ci serve ad opacizzare la nostra base e a fissarla. Applichiamo con un pennello kabuki, sempre con movimenti circolari, utilizzando pochissimo prodotto. Possiamo avere anche il correttore in modo tale da mantenerlo perfetto.